ti raggiungiamo ogni giorno con le nostre 3 radio. L'intrattenimento e la musica di Radio Babboleo. Le notizie di Babboleo News. Le emozioni 70-80 di Babboleo Suono. Noi ti raggiungiamo ogni giorno. Ora passa tu a trovarci. Anche sul web. Scegli la radio che fa per te. Clicca su babboleo.it. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio e buongiorno ai nostri ascoltatori. Questa è la settimana che inizia così. O meglio, che finisce così. Sì. Con questo weekend allungato e portato in una festività. Sì, partiamo da ritocchi che volgono anche all'ansia, al dramma, al gotico, nel senso, sì. Noi ci siamo fatti questo fine settimana che è passato il cambio dell'ora, ne avevamo parlato anche qualche tempo fa perché a marzo scorso mi sembra che il Parlamento europeo avesse votato una risoluzione tra ora legale solare, quindi per abolire questo passaggio tecnico. Sì. Adesso spetterà ai singoli paesi decidere se mantenere o no questa variazione. L'Italia quindi dovrà decidere, diventerà una cosa ad hoc di ognuno. Su questa colonna sonora, su queste note, però andiamo invece al discorso delle feste, dei festeggiamenti tra, adesso sintetizzo, tra i santi e i morti. Quindi Eccoli qua. Sì, perché tutti i santi è diventata Halloween poi. allora abbiamo dal punto di vista anche economico, c'è un tema della festività, si perde un giorno di lavoro nel mese, questo influisce sulla produzione, sembra poco ma un giorno perso impatta se ne tiene conto dal punto di vista statistico. Ovviamente economicamente parlando è anche importante pensare a una festività come quella dei morti, se si fanno le visite ai defunti per esempio, un momento in cui si vendono tantissimi fiori, tantissimi crisantemi. Vero, c'è tutta un'economia che è molto ligure, devo dire. Sì, e quindi si tiene presente anche quei punti di PIL che si generano con queste cose, ma giustamente lei ha segnalato l'Halloween che è l'altro volto, quindi se c'è una ricorrenza che è una cosa legata ai propri cari e defunti, ce n'è anche un'altra un po' sacra, che è più dissacrata invece, nel senso che è una sorta di carnevale all'americana, perché Halloween è una festività di questo tipo, che va a impattare da un lato sui bambini e quindi abbiamo il famoso dolcetto scherzetto e vendite di questi dolciumi piuttosto che di maschere o altre cose, ma anche una festività poi per gli adulti, perché tante feste nei locali, cene a tema, e quindi sono tutte situazioni che permettono di muovere l'economia. Lei ormai è espertissimo, ma quindi però dal punto di vista dei locali abbiamo trasformato qualsiasi cosa in un momento di aggregazione. Infatti, ecco, facciamo un riferimento sempre agli Stati Uniti e come ricorrenza, non so se è più per i morti o per Halloween, perché un po' di anni fa, appunto il 29 ottobre del 1929 c'è stato il grande crollo della borsa americana e un periodo lungo, molto lungo, della Grande Depressione, perché un sacco di gente si è suicidata in seguito al crollo della borsa. Probabilmente non si impara mai dalle esperienze pregresse, perché la gente rischia sempre troppo. Lì la molla fu, tra le tante altre cose, la crescita iperbolica delle quotazioni, il fatto che si agevolò l'investimento dando, che so, un acconto del 10%, potevi avere le azioni, con quelle azioni ti indebitavi ulteriormente, da lì una bolla speculativa che poi ha provocato dei danni a lungo termine. Tra gli eventi, non so se dire catastrofici, perché c'è qualcheduno che è molto felice, altri un po' meno, ci sono state le elezioni in Umbria. Ecco, quindi bypassiamo, perché ovviamente questo ci interessa relativamente, ma passiamo invece in chiave nostrana. Eccoci qua con i nostri fiumi di parole. Quali sono le parole con cui cominciamo oggi? Beh, direi il ministro Di Maio.
Una legge di bilancio che conferma quello che si doveva fare sulle famiglie che fanno figli, finalmente le famiglie che fanno figli avranno fondi per asili nido e per aiuti, si conferma l'abbassamento del cuneo fiscale, significa in busta paga un po' il netto, un po' più bello della tragedia del passato, e allo stesso tempo si confermano quota 100 e il reddito di cittadinanza e si portano avanti una serie di misure green sull'ambiente che sono molto importanti. Le partite IVA restano con regime forfettario del 15% e non ci sono limiti ai beni strumentali, che era una questione che veniva posta. Per quanto mi riguarda è una legge di bilancio che ci soddisfa, che miglioreremo in Parlamento, perché ci sono alcune questioni che sicuramente in sede parlamentare il gruppo parlamentare potrà affrontare. Legge di bilancio, quindi che Sì, si prosegue, come abbiamo detto, si andrà avanti, più o meno ha fatto il punto, vedremo, i saldi dovrebbero rimanere gli stessi, magari si riuscirà a migliorare, a perfezionare in qualche punto, ma più o meno adesso ho visto la tassa sui compendi delle sigarette, quindi le cartine, i filtri, cose di questo tipo, un po' di fantasia creativa, vediamo un po' cosa va. È divertente o interessante invece un addendum che aveva fatto in premessa sempre il ministro Di Maio. Ci sono 25 milioni sui Vigili del Fuoco, perché nella trattativa finale abbiamo ovviamente fatto presente che non si possono dare meno soldi ai Vigili del Fuoco di quanti se ne mettono su Radio Radicale. In Parlamento ci impegniamo a lavorare per migliorare ulteriormente le condizioni dei Vigili del Fuoco, che rappresentano i nostri eroi, che sono tutti bravi ad osannare, ma poi quando si devono mettere i soldi è molto complicato. E come mai? Ma questo è un lato quasi comico, nel senso Salvini aveva spinto tanto sulle forze armate, Di Maio tende a recuperare sui Vigili del Fuoco che erano stati lasciati indietro. A me sembra che poi si utilizzino sempre le persone per un po' di propaganda. Veniamo invece a cose più concrete con Boccia di Confindustria. Ma l'abbiamo detto, questa manovra in chiave di grande responsabilità non aveva grandi aspettative da parte nostra, non perché non credevamo nel governo, ma perché non abbiamo risorse rilevanti dato il debito pubblico. Ci aspettavamo, come dire, un'attenzione di normalizzazione verso il mondo delle imprese, invece riscontriamo appunto la plastic tax, la sugar tax, la questione evasione, che mette ansia, premesso che noi siamo contro l'evasione, che è concorrenza sleale nei termini che ho detto. Quindi è evidente che occorre una manovra da vedere sul medio termine e non in un anno, perché non possiamo fare tutto e subito, date le risorse che non abbiamo, però abbiamo, come dire, un nodo risorse rilevante sulle infrastrutture. Stiamo dibattendo da giorni su miliardi, tra virgolette, importanti per questa legge finanziaria, non stiamo guardando ai 70 miliardi di infrastrutture. Sarebbe opportuno, come dire, concentrarsi sui nodi di risorse e di sviluppo e non sulle marginalità e sui titoli di giornale. Boccia che poi mette anche l'accento sui conflitti nel governo che creano un po' di ansia. Certo. No? Più che l'incertezza del caso Umbria è un appello al governo di darsi una linea di direzione, di non creare ansia al mondo della produzione. Questo governo aumenta le tasse delle imprese, alcuni settori, 2 miliardi di euro sul settore della plastica è una tassa rilevante su un settore in cui anziché penalizzare i comportamenti si penalizzano i prodotti. Ecco qua. A livello europeo invece Draghi ha lasciato la sua postazione dalla BCE. Whichever path is taken, it's plain to see that now is the time for more Europe, not less. I mean this not in an axiomatic way, but in the truest tradition of federalism, where results can best be delivered by national policies. Let it stay that way. But where we can only deliver on the legitimate concerns of the public by working together, we need Europe to be stronger. We need Europe to be stronger. Abbiamo Sì, lasciato con grande ottimismo la versione inglese del discorso di Draghi, certo. come se i nostri ascoltatori l'inglese lo masticassero meglio del sottoscritto, e lo spero. A parte comunque il tema del quantitative easing, del whatever it takes, nel suo testamento, nella sua eredità ha lasciato scritto più Europa, più forza per questa Europa, non meno Europa. Ovviamente è subentrata Christine Lagarde, sì, che lo ha salutato in questo modo. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. But because we both love music, and I cannot duplicate the talent that are out there, I thought I would just mention the words of a song which in my view
corresponds very well with what you have done, which, if not inspired by the Jesuits, might actually meet the expectations as well, and you will recognize it. Ring the bell, that can still ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's where the light gets in. Thank you very much, Mario. Che roba! Molto emozionante, sentimentale, sì. giusto la traduzione lo do, il passaggio della canzone di Cohen è: suona le campane che ancora possono suonare, dimentica la tua offerta perfetta, c'è una breccia in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Questo, Insomma, Draghi ne ha fatte per l'Italia e per l'Europa, quindi è un bel commiato. Certo, un minuto di informazioni dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia e società su Babboleo News. Domenica 3 novembre, shopping a Savona. I migliori ambulanti del mercato Riviera delle Palme vi aspettano con tutte le novità invernali per una domenica di shopping a cielo aperto. Domenica 3 novembre, nella suggestiva Vecchia Darsena di Savona, dalle 8 alle 19:30, anche in caso di pioggia. Inizia il corso gratuito di Regione Liguria per la qualifica di tecnico del marketing riservato ai giovani liguri diplomati fino ai 29 anni di età. Iscriviti entro il 31 ottobre 2019 facendo domanda presso EAFRA a Genova in via 20 settembre 2 interno 26. Info su Facebook EAFRA Genova oppure formazionelavoro.regione.liguria.it. Hai un'emergenza? Un tubo rotto? Una fuga di gas? Uno scarico intasato? Idroblu interviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a Genova e risolve immediatamente la tua emergenza. Idroblu.it 010 8376 490. Chiama Idroblu e non ci pensi più. Non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è il clima ideale dei fratelli da Bove. Dal 1959 riscaldamento e climatizzazione delle migliori marche come Junkers Bosch. Servizio dal progetto all'assistenza. Fratelli da Bove, via Passaggi 2, Genova, 800 092 077. Dal 13 ottobre al Cavallino Matto ritorna Halloween con Horror Forest, un'esperienza live terrificante dentro un bosco infestato dagli zombie e con 3 nuovi spettacoli. 31 ottobre e 1 novembre, chiusura alle 18:30 con la grande parata di Halloween. Al Cavallino Matto. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Il governo ci sta prendendo in giro, ma non sa che sta scherzando con il fuoco. A dirlo il segretario genovese della FIOM, Bruno Manganaro, commentando l'esito dell'incontro tra il governo e i vertici di ArcelorMittal per l'ex Ilva. Il governo mostra una doppia faccia, tranquillizzando da un lato i sindacati, mentre dall'altro lato sta trattando con l'azienda, ha aggiunto Manganaro. A Genova non un posto di lavoro in meno e non un euro in meno, o sarà battaglia. Momenti di paura questa mattina intorno alle 8 all'Istituto Scolastico Rosselli di Via Giotto a Genova Sestri Ponente. A causa di un forte odore di bruciato è scattato l'allarme antincendio che ha fatto evacuare gli studenti e il personale scolastico. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per capire cosa fosse successo. Nessuna persona ha riportato disagi né intossicamenti. Mattinata di disagi dal punto di vista del traffico a Genova e sul nodo autostradale genovese a causa di un incidente di un cantiere sulla strada mare Guido Rossa. Lunghe code hanno caratterizzato tutta la mattinata in autostrada da Pra fino al casello di Genova Aeroporto e sulla viabilità ordinaria sempre da Pra fino a Lungomare Canepa, passando per le zone di Multedo, Pegli, Sestri Ponente, Cornigliano fino a San Pier d'Arena. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassinis, esperto economista. FCA, venti di fusione. Sì, avevamo trattato 6 mesi fa la possibile fusione tra FCA, Fiat Chrysler e Renault. Rimaniamo in Francia, quella non era andata, forse la volta buona con il discorso invece di Peugeot. Nascerebbe un colosso tra i 40 e i 50 miliardi di euro di fatturato, una cosa interessante.
Nel frattempo, venendo in radio, ho fatto, a proposito di auto, faccio vedere il pass. Ho provato per il Festival della Scienza con il Ford il Go Electric, il simulatore, quindi da 0 a 50 all'ora, un'esperienza carina. Vi invito ad andare a provare. Qui abbiamo il Festival della Scienza fino a lunedì 4. Sentiamo invece un intervento. Il festival è uno dei più grandi eventi del mondo. Credo che finora ci siamo riusciti grazie al supporto degli sponsor, della città, delle autorità pubbliche, degli enti di ricerca nazionali, di tutti quelli che ci hanno aiutato, ma chiaramente le difficoltà sono tante e penso sia molto importante che la città si renda conto, soprattutto nelle sue istituzioni più importanti, pubbliche e private, che non si mantiene una leadership mondiale gratuitamente. C'è molta concorrenza, ci sono molti festival nel mondo. Il Festival di Genova ha creato un genere, è stato il primo, uno tra i primissimi in tutto il mondo. Oggi ce ne sono moltissimi in Italia e all'estero. Bene, perché vuol dire che il format è intelligente e proficuo, ma bisogna anche quindi difenderlo, bisogna che la città di Genova si raccolga attorno al festival. Non è scontato, naturalmente noi facciamo la nostra parte con grande impegno, credo anche con buoni risultati, ma non è scontato. La voce di Marco Pallavicini, presidente dell'Associazione Festival della Scienza, intervistato da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Quando il professore dice faccio vedere il pass, lo fa vedere ai nostri ascoltatori che ci guardano sulla pagina Facebook o su YouTube. Ecco, sì, abbiamo la nostra a chi invece diretta, ci ascolta in radio e il pass non lo ha potuto vedere, un pass blu. E quindi il Festival della Scienza da Pallavicini difendere. fa presente il festival, la sua valenza, ma che servono investimenti forti per restare in posizioni di leadership. In questo caso Ford, Iren, Erg sono tra i vari sponsor dell'iniziativa, con tante altre realtà liguri e non solo. Tanti giovani coinvolti, ma i giovani ce li abbiamo protagonisti anche da altri punti di vista, cioè proprio in questi giorni c'è stata la premiazione dei Cavalieri del Lavoro e degli Alfieri del Lavoro. Sentiamo. Oggi, con il conferimento delle insegne di Cavaliere del Lavoro, viene riconosciuto il contributo che 25 imprenditori hanno offerto al Paese, al mondo dell'impresa, dell'economia e del lavoro. Insieme con i Neocavalieri del Lavoro vengono anche premiati i 25 migliori studenti diplomati dalle scuole medie superiori italiane, gli Alfieri del Lavoro. Giovani che con il loro talento e il loro impegno negli studi hanno dimostrato di essere pronti ad affrontare le sfide che il futuro riserverà alla loro generazione. Lavoro, responsabilità e merito sono le pietre angolari di una società equa, giusta ed inclusiva. Rappresentano i valori fondanti della nostra Repubblica. L'impegno di tutti noi è renderli ancora più radicati e diffusi. Mettere fianco a fianco, come abbiamo appena fatto, 25 nuovi Cavalieri del Lavoro con 25 giovani alfieri rappresenta simbolicamente un impegno che non riguarda soltanto i singoli premiati di oggi, ma deve coinvolgere tutte le componenti attive del nostro Paese. Questo è il nostro Presidente della Repubblica Mattarella. La voce Prima di c'era Antonio D'Amato, ex presidente Confindustria, che rappresenta appunto i Cavalieri del Lavoro. Abbiamo dato la descrizione istituzionale, tra l'altro gli alfieri sono 26 perché c'è un ex equo in questo caso, quindi Mattarella ha sbagliato in questo senso. Vediamo invece per quanto riguarda la Liguria che cosa è accaduto. Cavaliere del Lavoro Costanza Musso, Servizi, Trasporti e Logistica Liguria. È amministratore delegato di Marco Antonio Grendi, impresa familiare attiva nel trasporto marittimo, deposito merci e autotrasporto per conto terzi. Ha realizzato un polo mare-terra nel porto di Cagliari che ha reso l'azienda operatore logistico esclusivo sull'isola di grandi gruppi industriali. Ogni anno movimenta 50.000 container, 100 dipendenti. Alfiere del Lavoro Aurora Abbondanza, Liceo Scientifico Lanfranconi Genova, media della carriera scolastica 9,84, facoltà scelta Fisica Università La Sapienza Roma, Collegio Universitario Lamaro Pozzani. 9,84 poteva fare 10. Sì, noi insieme non avevamo questi punteggi. No, neanche per sogno, anzi, quando mia figlia arriva a casa con un 8 la rimprovero perché mi sfida. E quindi, insomma, sentiamo giovani un po' importanti. questi giovani come si pongono di fronte al premio. Una responsabilità e un prestigio.
una responsabilità intanto da ricoprire all'interno proprio del contesto della Repubblica Italiana, perché si rappresenta proprio una figura vera e propria, e poi un successo personale. Fin da piccolo sono stato educato alla cultura del sapere, della cultura, dell'impegno, e quindi diciamo che nel corso degli anni ho sviluppato io stesso un'attitudine a conoscere sempre di più. Avevo la consapevolezza che alla fine la costanza paga, è veramente una cosa bella. Porto in alto, così facendo, il nome della mia cittadina, di Castabellotta, e della zona della Sicilia da cui provengo. Mi sento investita di una responsabilità nei confronti di di tutti gli studenti d'Italia. Non rappresento più me stesso qui davanti, ma rappresento un po' quella fetta d'Italia che fatica per studiare e che comunque merita una considerazione. Una carrellata di emozioni, sensazioni, Sì, appunto, di questi l'Italia giovani. che merita. Sentiamo proprio adesso invece Aurora Abbondanza, la nostra genovese. Quando ho ricevuto la mail per appunto essere stata premiata, aver ricevuto questa onorificenza del premio al Fiere del Lavoro, stavo per fare un test per entrare in un'università a cui alla fine ho rinunciato, e mi ricordo ero seduta su un'area picnic di fronte all'università e ho esultato in maniera abbastanza teatrale, quindi è stato carino, e poi sono andata a fare il test. Chissà l'emozione dei genitori, chissà l'emozione del preside di questa ragazza. Un Francesco, preside, ecco, sì, Francesco Bertolini che bissa, perché anche l'anno scorso la vincitrice arrivava dalla stessa scuola. Sono molto orgoglioso del riconoscimento per la nostra studentessa. È la seconda volta per 2 anni consecutivi che 2 studentesse del liceo Lanfranconi vengono premiate per meriti scolastici in un confronto nazionale molto severo. Si tratta di ragazze eccezionali che hanno unito in questi anni impegno e talento. Il liceo ha cercato di fornire loro, come anche a tutti gli studenti dell'Anfranconi, metodo e contenuti, in un quadro conoscitivo ampio e approfondito. Si è trattato di riconoscimenti che premiano sia il valore degli alunni sia l'impegno dei docenti in scuola, in un lavoro di squadra costante e convinto. La scuola in quest'ambito costituisce una palestra eccezionale, dove si forniscono competenze generali che possono essere adattate a diversi ambiti e indirizzi universitari. Infatti molti studenti talentuosi, grazie ad una preparazione seria e generale, si orientano poi agevolmente in diversi indirizzi di studio. Come consiglio, per chi deve scegliere la scuola secondaria di secondo grado, mi permetto di indicare la necessità, in una realtà sociale varia e continuamente in evoluzione, di seguire le proprie predilezioni all'interno di una necessaria preparazione d'insieme non troppo specializzata, ma volta a tutti gli aspetti della cultura classica, moderna e contemporanea. Preside del liceo Lanfranconi di Genova, Francesco Bertolini. Sì, ma sti ragazzi poi studiano e vanno a portare quanto hanno imparato qua da noi altrove. Corretto, infatti sentiamo l'intervento del Ministro dell'Istruzione che parla sul tema. Un tema fondamentale, non soltanto perché è un imbarazzo per il nostro Paese. Vi parla uno che ha vissuto gran parte della propria vita adulta e tutta la carriera accademica all'estero e che non vuole più essere imbarazzato quando varca i confini del nostro Paese nell'essere accolto da altre nazioni che oggi si fanno forti delle competenze che noi gli abbiamo regalato. Ogni volta che un laureato lascia il nostro Paese sono 250.000 euro che se ne vanno delle nostre e delle vostre tasse. Se questa persona ha un dottorato sono oltre 300.000 euro. Questa è la vera emergenza migratoria. Noi stiamo regalando con i nostri soldi, con le nostre tasse, cervelli e competenze ai paesi che poi ci fanno la competizione sui mercati internazionali. Oggi c'è una svolta economica e industriale in tutto il mondo, stiamo assistendo a una nuova rivoluzione industriale. Dobbiamo decidere se saremo il paese che acquisterà le tecnologie sviluppate dai nostri cervelli negli altri paesi, oppure quel paese che investirà in ricerca per produrre le tecnologie che venderemo agli altri paesi. Preferirei il secondo. Sì, corretto quello che dice il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, c'è un problema di perdita. Tra l'altro i nostri giovani che vanno all'estero valgono più dell'1% del PIL. Insomma, ragazzi, dobbiamo credo un po' ritarare gli investimenti sui giovani, perché anche sul problema delle pensioni e tutto il resto stiamo perdendo posti di lavoro, perdiamo aziende, perdiamo tutto. Un po' tutto. Mi piace molto quello che dice il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, su questo argomento. Il fatto è che noi per molti anni abbiamo ritenuto gli anziani una parte staccata da noi. Sono i pensionati, sono quelli che stanno male, sono quelli che vanno
praticamente ai giardinetti da pensionati, eccetera. Oggi è tutto diverso. Gli anziani sono più ricchi, hanno redditi particolarmente alti, hanno consumi particolarmente alti, hanno ricchezza patrimoniale particolarmente alta. Questo significa che possono aiutare. Una gran parte degli anziani aiuta i figli e i nipoti, anche economicamente. Una gran parte degli anziani aiuta altri anziani. In effetti qua si parla di appunto rapporto tra anziani e giovani e di questi anziani che aiutano figli e nipoti che poi vanno all'estero a portare È vero, ma loro... qui rischiamo di arrivare allo scontro generazionale, nel senso in finanziaria non si pensa ai giovani, le pensioni vanno verso gli anziani, Beppe Grillo che dice togliamo il voto all'anziano e diamolo ai ragazzini, i sindacati hanno spesso in portafoglio più gli anziani che i giovani perché il lavoro non ce n'è e le professioni sono differenti, è un problema, bisognerebbe che un governo restasse in carica qualche anno almeno per pensare e riorganizzare un po' tutto. Per diventare anziano il Certo. governo, anche il governo. Economia, società e finanza ogni settimana su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassinis, che saluto e al quale do appuntamento settimana prossima. Grazie, a presto. Problemi di capelli? Grazie agli esperti di Istituto Elvetico Sanders hai l'opportunità di effettuare il test genetico per la predisposizione alla calvizie, Trattamenti specifici. il trapianto capelli con tecnica FUE e DHI. Siamo in tutta Italia. Istituto Elvetico Sanders. Chiama subito e prenota la tua analisi gratuita. Numero verde 800 28 38 38. Chiama subito. Istituto Elvetico Sanders. Da sempre alleati dei tuoi capelli. E finisce che si sposa con Non mi spoilerare! Ma no, non sto parlando della tua serie preferita, ma del modo migliore per gustare uno dei tantissimi formaggi di qualità che il nostro paese ci offre. E volevo fartelo provare col risotto. Ah! Latte e formaggi di qualità sono un patrimonio del nostro paese, eppure ne conosciamo solo una piccola parte. Scoprili tutti. Vai su unaseriedisapori.it. Campagna promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in collaborazione con Ismea. Fatture in cloud è molto più che fatture elettroniche e siamo già 350.000 ad utilizzarlo. Faccio l'imprenditore. Mi aiuta a tenere traccia di tutti i pagamenti e inviare solleciti automatici in caso di ritardo. Per un architetto come me creare fatture preventivi con lo smartphone è semplicissimo, anche in cantiere. Posso far accedere il commercialista alle mie fatture, così io penso solo alla mia sartoria e niente sorprese a fine anno. Vai su fattureincloud.it, provalo gratis e semplificati la vita. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Una buona giornata da Matteo Agnoletto e dalla redazione di Babboleo News. Cosa succede in